sta svolgendo, io direi quasi un ruolo di sostituzione della presenza della Confederazione, perché i bisogni sono moltissimi, la povertà è aumentata fra gli anziani, uomini e donne, e stiamo dando delle risposte di tutela, di servizio, di assistenza. Se non ci fossero noi, molti pensionati, ma non solo nostri iscritti, anche altri non iscritti da nessuna parte, non avrebbero nessun riferimento per poter sapere come sono le loro pensioni, se hanno dei diritti, se c'è la possibilità di pagare meno ticket. Presenti nelle nostre sedi e dove non ci sono le sedi anche nei recapiti, per cui sia veramente la nostra forza e la continua assistenza che riusciamo a dare ai nostri pensionati e ai nostri iscritti. I partiti si sono liquefatti, le istituzioni stanno andando tutte in crisi e noi rimaniamo, diciamo, un'organizzazione in grado di dare risposte, o perlomeno ci tentiamo, ai bisogni dei cittadini tutti, non solo i pensionati ma anche i lavoratori, insomma i lavoratori, i giovani. Oggi si è rafforzata una proposta che dovremmo tentare di farla diventare, con le mediazioni necessarie ovviamente, non solo una proposta unitaria dei pensionati, di FNP, CISL, oltre che dello SPI, ma una proposta della CGIL complessivamente, perché o si riprende in mano il tema della previdenza del fisco o temo che anche la CGIL subirà qualche contraccolpo. Delle proposte che potrebbe scaturire forse potrebbe essere quella di amalgamare ancora di più le varie funzioni della CGIL nella sua complessità e generalità, per dare anche strumenti allo SPI come noi, a tutti gli operatori sul territorio, per fornire servizi, assistenza, consulenza e aiuto ai nostri pensionati. Soprattutto c'è bisogno però di una maggiore presenza dell'intera CGIL sul territorio. E quindi spero che la conferenza di organizzazione vada proprio in questo senso, per dare quelle risposte che è il presidio del territorio in tutti i suoi aspetti, le categorie degli attivi. Aumentare la nostra presenza con figure nel territorio che si accompagnino però anche ai giovani, e quindi dare spazio anche ai giovani per essere di supporto anche alla loro presenza, in particolare delle categorie che purtroppo nel territorio non ci sono o spesso non possono essere presenti. E penso che potrebbe essere utile mobilitarli di più. Certo è che ormai non siamo più giovanissimi, per cui la mobilitazione dei pensionati dovrebbe essere seguita da una forte mobilitazione dei lavoratori, dei disoccupati e dei giovani. Secondo me bisogna riprendere la mobilitazione. Come dicevo prima, se stiamo fermi purtroppo avanzano gli altri e noi arretriamo. Se i soldi, se lo sviluppo, se l'economia non girerà, ci sarà la prospettiva di o tagliare ulteriormente i servizi pubblici o aumentare ulteriormente le tasse. Oggi si è detto basta, noi reagiremo.